sorpresa è arrivata in tarda mattinata direttamente dalla Valle del Boite. A San Vito di Cadore Franco De Bon perde il bis solo per una sessantina di voti. La disputa con il suo ex contendente in lizza 5 anni fa, Emanuele Caruzzo, questa volta l'ha vinta lo sfidante. 52,86 contro 47,14 il risultato finale del voto, che comunque non modifica la composizione del Consiglio provinciale, nel quale De Bon continuerà a rivestire il suo ruolo con delega alla caccia. A Valle di Cadore si riconferma Marianna Hoefer con il 60,76% delle preferenze, contro l'ex primo cittadino Matteo Toscani, che si ferma al 39,24%. Colle Santa Lucia rinnova la propria fiducia a Paola Frena, che vince con il 78,68% dei voti, così come di riconferma si parla per Domenico Belfi a Vodo di Cadore con il 64,94% delle preferenze. A Valanga, Borca di Cadore premia l'uscente Bortolo Sala, che si porta a casa una percentuale bulgara, 94,43%. Tra i volti nuovi quello di Paolo Simonetti, che vince contro il suo omonimo Igor a Zoppè di Cadore con il 73,74% dei voti, e di Stefano da Zanche, che conquista la poltrona di sindaco a Gosaldo con il 94,89% contro la sfidante Morena Daldon. Da ieri invece la notizia del mancato superamento del quorum a Voltago, dove la presentazione di una sola lista ha condannato l'unico candidato in corsa, Giovanni Soppelsa, e nel comune a Gordino è prossima la nomina del commissario prefettizio.